Oggi è il 10 febbraio, giorno del ricordo, la giornata istituita nel 2004 dal Parlamento italiano per ricordare e onorare le vittime delle foibe, dell'esodo istriano-dalmata e delle vicende complesse e dolorose del secondo dopoguerra nelle nostre terre. Queste vicende, come sappiamo, coinvolsero molte famiglie che decisero di lasciare l'Istria e la Dalmazia e venire a Trieste in fuga dalla Jugoslavia e da qui poi partire per andare altrove in cerca di pace, pur mantenendo la propria identità italiana. Come Partito Democratico siamo qui per ricordare questo giorno che è un momento altissimo di riflessione che ci ammonisce del pericolo che cova sotto ogni totalitarismo e nazionalismo di ogni colore. L'istituzione di questa giornata è un imperativo per far conoscere alle giovani generazioni il prezzo e l'importanza della libertà, della democrazia e della pace.